Oggi si celebra San Zaccaria. Il nome Zaccaria, di origine ebraica, significa Dio si è ricordato. In arabo Zaccaria è anche un profeta dell'Islam ed è menzionato nel Corano. Oggi 6 settembre è il Read a Book Day, cioè la giornata in cui si invita alla lettura di un libro. E non viene intesa solo una lettura individuale, ma anche di gruppo, magari ad alta voce ai propri figli o nipoti o viceversa. La lettura è un'attività che permette di creare unione tra generazioni diverse, allargando i propri orizzonti ed avventurandosi in mondi magici, viaggiando nello spazio e nel tempo. Capelli rossi, occhi azzurri e un viso lentigginoso che conquista con la sua irresistibile simpatia. È Pippi Calzelunghie che fa il suo esordio italiano in TV il 6 settembre 1970, una serie televisiva ispirata all'omonimo romanzo svedese di Astrid Lindgren. Orfana di madre e con il padre marinaio impegnato nei mari del sud, Pippi vive nella grande e pittoresca Villa Colle, insieme a due inseparabili amici, Zietto, un cavallo, e il signor Nilsson, una scimmietta. La prima serie trasmessa in Italia dalla Rai conquista subito grandi e piccini e consacra il personaggio interpretato dall'attrice svedese Inger Nilsson. Buon fine settimana ai 12, oggi un bellissimo aspetto tra la Luna e Marte, finalmente equilibra un po' di tensioni zodiacali proprio perché si trova la perfetta sintonia tra l'azione e la fantasia e le diverse soluzioni. Vediamo un po' cosa accade ai segni zodiacali. Ariete, quella Luna vi fa forte comunque di un buon risultato che vi permette di dedicarvi questo weekend proprio alle amicizie, quindi cercate di essere liberi e sereni e godervi la giornata, ma soprattutto la serata in compagnia. Toro, per voi la Luna vi fa riflettere abbastanza su quelle che sono le problematiche che riguardano un po' il capirsi in amore tramite proprio le diversità. Troverete però in serata che il partner è molto ben disposto ad affiancarvi in un progetto che potrebbe decisamente migliorare la vostra qualità di vita. Ottimo in famiglia. Gemelli, la vostra giornata oggi prevede questa quadratura Urano-Mercurio, volere prendere una posizione di chiarezza, di fare capire le vostre ragioni, sentirete il bisogno di scrivere, di farvi capire proprio da qualche interlocutore e soprattutto di confrontarvi, di non smettere mai di farlo con amici e persone che stimate dal più profondo. Cancro, per voi oggi la Luna si riempie ancora di fantasia e Marte è un pochino più sedato proprio perché la Luna interviene proprio su quello che è l'antagonista principale del pianeta che ospitate, Giove, per cui oggi vengono ridimensionati un po' i piani di aspettativa e sicuramente sarete più sereni nell'affrontare tutto. Leone, oggi Luna e Venere sono in opposizione, ospitate la bella Venere e proprio questo weekend, seppure magari non riuscirete a fare col partner quello che avevate in mente di fare, troverete sicuramente un accordo vantaggioso in termini di intesa anche nell'affrontare insieme un problema che sembra poter incidere molto sul partner. Troverete le soluzioni. Vergine, per voi oggi è una giornata che prevede l'avvicinarsi di Mercurio al Sole, sempre più lucidi e coscienti e sempre più supportati da una vostra chiarezza mentale, avete deciso di andare fino in fondo negli affetti e di risperimentarvi in tutte le maniere possibili rispetto al nuovo sentimento che vivete dentro di voi. Bilancia, una giornata oggi molto piacevole perché finalmente la Luna doma quel Marte nei vostri gradi abbastanza ingestibile, quindi finalmente siete riusciti a tirare la nave a secco e la tempesta delle vostre emozioni non minaccia più la vostra capacità decisionale.
Scorpione, una giornata oggi che prevede ancora una luna un po' problematica, quindi forse troverete interessante riuscire a stabilire come passare la serata e come dedicarvi agli affetti e alle relazioni. Ne avete fortemente bisogno, soprattutto di rispolverare una vostra parte un pochino più interattiva col sociale. Sagittario, giornata oggi che vede ancora l'appoggio della Luna e che vi procura una serie di soddisfazioni. Solo in tarda serata potreste avvertire un certo senso di stanchezza. Capricorno, per voi oggi la Luna è foriera sicuramente di risultati che vi fanno un po' gongolare, anche perché l'appoggio di Sole e di Mercurio vi dà chiarezza espressiva e soprattutto non c'è possibilità di fraintendimento, proprio come desiderate sempre nelle relazioni. Pesci, una luna oggi che vi sussurra tutta una serie di suggerimenti, ma una luna che si prepara anche a dirvi che certe tensioni sono finite perché avete deciso comunque di mutare, di cambiare e soprattutto di non sobbarcarvi più responsabilità che non sono le vostre. Per il pubblico internazionale resterà per sempre Big Luciano Pavarotti. Nato a Modena e morto nella stessa città il 6 settembre del 2007, ritenuto il più grande tenore di tutti i tempi sia per le capacità vocali sia per la portata del successo riscosso in oltre 40 anni di carriera. Proprio nella sua Modena creò un evento di respiro internazionale a scopo benefico, il Pavarotti and Friends, che lo vide duettare con le grandi star del pop e del rock internazionale, da Bono Vox ai Deep Purple. Il suo cavallo di battaglia era la celebre romanza della Turandot di Puccini, Nessun dorma. Guillaume Postel, linguista ed astronomo, fu un personaggio eccentrico e mistico. Nel 1553 dichiarò la fine del mondo, sconvolgendo la corte di Francesco I di Francia. Dotato di vasta cultura, Postel conosceva numerose lingue e divenne regio interprete di matematica e lingue straniere. La sua originalità risiedeva nella convinzione di essere scelto da Dio. Le sue idee estreme lo portarono a cercare consensi tra gesuiti, studiosi di Cabala e turchi. Tuttavia l'Inquisizione lo accusò, assolvendolo dell'eresia ma considerandolo folle. Dopo anni di prigionia morì in isolamento. I suoi scritti, che spaziavano dalla filologia alla politica, alla religione e alla linguistica, furono dimenticati per secoli, fino ad una recente scoperta. Ci salutiamo con la frase del giorno. L'equilibrio tranquillizza, ma la pazzia è molto più interessante. Vi auguro di trovare il vostro equilibrio, magari con qualche momento di pazzia, come dice Russell, in questo inizio weekend. Io vi aspetto domani per una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.